Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Inchiesta mafia e appalti, emergono nuove intercettazioni che dimostrano i rapporti tra l'imprenditore mafioso Vetro e diversi esponenti delle istituzioni siciliane. In una conversazione telefonica il boss di Favara avrebbe detto: ho fatto campagna elettorale per Iacolino e Tamaio, ma quest'ultimo replica: non lo conosco. Femminicidio di Messina, Daniela Zinnanti è stata prima tramortita e poi uccisa con 30 coltellate. È l'esito dei primi risultati dell'autopsia sul corpo della donna assassinata dall'ex compagno Santino Bonfiglio. Nel passato l'uomo aveva avuto precedenti violenti con un'altra donna. Nel catanese un bidello spogliava con l'intelligenza artificiale le studentesse di una scuola media, le fotografava nell'istituto anche a loro insaputa, facendole poi apparire senza abiti accanto a lui. L'uomo è stato arrestato. Basta con lo sfruttamento dei rider, anche a Palermo, mobilitazione dopo l'inchiesta sui due colossi del delivery, Glovo e Deliveroo. I sindacati chiedono tutele e contratti per i tanti lavoratori del settore. Scoppia un caso alla Biennale di Venezia. Il ministro Giuli si scontra con il presidente Pietrangelo Buttafuoco per la presenza del padiglione della Russia all'esposizione. Buttafuoco ai nostri microfoni dice: non facciamo scherzetti. Erice ha reso l'ultimo saluto al fisico Antonino Zichichi, morto a Roma a febbraio. Al Duomo la celebrazione, poi l'intitolazione allo scienziato della Piazza Loggia, cuore pulsante del borgo. Calcio, in Serie B Palermo sconfitto 3-0 dal Monza. In Serie C per il Siracusa KO al Latina e rincorsa salvezza che si complica per gli azzurri. Domani trasferta del Catania in casa dell'Altamura, match crocevia per la squadra che vuole ritrovare convinzione. Trasferta anche per il Trapani nello scontro diretto contro il Picerno. L'inchiesta su mafia e appalti. Ho fatto campagna elettorale per Iacolino e Tamaio, una frase che è stata intercettata al telefono del mafioso di Favara, Carmelo Vetro, e che apre nuovi scenari in questa inchiesta che ha scosso soprattutto la sanità siciliana. Arriva anche la replica dell'assessore Tamaio che dice: io non lo conosco. Marco Gulla. Nel telefono del boss Vetro c'era un Trojan che ha svelato la mappa degli interessi del mafioso. Carmelo Vetro era attivissimo e progettava sempre nuovi affari. Il Trojan piazzato nel suo smartphone ha svelato una rete inquietante di relazioni all'interno della regione siciliana che vanno dall'assessorato alle infrastrutture all'assessorato alla sanità. E poi alla politica, alla massoneria. Il gancio del mafioso era Salvatore Iacolino, il super manager fedelissimo di Schifani. In cambio dei favori il boss avrebbe assicurato sostegno durante alcune campagne elettorali, come dice lui stesso in un'intercettazione. Campagne elettorali per Iacolino e Tamaio, frase che apre nuovi scenari nell'inchiesta. Il nome di Tamaio, citato dal boss Vetro in una conversazione con un amico, accende i riflettori anche sulla campagna elettorale dell'attuale assessore regionale alle attività produttive che nel 2024 ottenne un vero e proprio exploit alle europee. Naturalmente non basta la frase di un boss intercettata da una microspia per trarre conclusioni, e di Tamaio peraltro replica: non ho avuto alcun incontro, ne ho mai conosciuto il signor Vetro durante quell'affollatissima campagna elettorale. Intanto sia Vetro che Iacolino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP. E adesso torniamo a parlare del femminicidio di Messina. È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Daniela Zinnanti, la donna che è stata uccisa lunedì scorso. Sono una trentina le coltellate inflitte dall'ex compagno Santino Bonfiglio, ma poi spunta anche un precedente venuto fuori nelle ultime ore. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Francesco Triolo. Daniela Zinnanti, la donna uccisa dall'ex compagno Santino Bonfiglio lunedì scorso a Messina, avrebbe provato a difendersi prima di morire. È uno dei riscontri che emergono dopo l'autopsia effettuata dal medico legale Alessio Asmunda all'obitorio dell'ospedale Papardo. Bonfiglio si sarebbe accanito colpendo l'ex compagna al torace e al collo almeno con 30 coltellate. Secondo l'autopsia, la Zinnanti sarebbe morta subito dopo. E scavando nella storia di Santino Bonfiglio si torna indietro di 18 anni al 2008,
Sono gli articoli dell'epoca della Gazzetta del Sud a ricordare come l'uomo avesse già subito una condanna per aver aggredito l'allora convivente picchiandola e ferendola con un coltello a spadafora. Una vicenda non terminata in tragedia solo per l'intervento di un vicino di casa, un vigile urbano che aveva notato la scena e costrinse così Bonfiglio a fuggire in auto prima di venire arrestato dalla polizia a Messina. 10 anni la pena inflitta in primo grado per tentato omicidio, poi diventati 3 perché il reato è stato derubricato in appello a lesioni personali. È un precedente che si unisce agli altri aspetti già noti della vicenda, come quello dell'ultima denuncia presentata dalla donna, della mancata applicazione del braccialetto elettronico perché non disponibile, dell'evasione dagli arresti domiciliari. E nell'ordinanza del GIP Alessia Smerile c'è anche un altro aspetto con riferimento proprio a quella sera, ovvero la confessione dell'uomo alla PM Roberta Laspeme, a cui ha detto di aver perso il lume della ragione nel momento in cui la donna, riferisce nell'interrogatorio, gli ha confessato di avere un'altra relazione che per Bonfiglio, nonostante la rottura, equivaleva a tradimento. Così utilizza il coltello che si è portato da casa, e questa alimenta la premeditazione, e la colpisce più volte. Poi l'uscita, documentata dalle videocamere di sorveglianza del complesso di Via Lombardia, tranquillo va verso l'uscita del complesso, non corre, non si agita, aveva lasciato tutta la sua rabbia e la sua furia sull'ex compagna. Sono le 22:25, segnala il video, che poi è stato ricostruito fossero le 23:02 di lunedì notte, la scoperta del cadavere il giorno dopo, quando Daniela Zinnanti era già morta. Nel catanese un collaboratore scolastico spogliava con l'intelligenza artificiale le studentesse di una scuola media, le fotografava all'interno dell'istituto anche a loro insaputa, facendole poi apparire senza abiti accanto a lui. È stato arrestato Marco Carli. Dopo averle fotografate anche a loro insaputa, le spogliava con l'intelligenza artificiale, facendole apparire accanto a lui, come se la foto fosse stata scattata insieme. Agiva così un collaboratore scolastico di una scuola media della provincia di Catania attraverso le immagini, in taluni casi rubate, delle giovani alunne. È l'accusa contestata dalla Procura di Catania a un 58enne arrestato dalla Polizia Postale, che gli ha sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, anche con vittime in età infantile o con scene di sesso con animali. L'uomo, arrestato in flagranza, è stato posto poi ai domiciliari. Era stato segnalato da una ONG statunitense che si occupa di bambini scomparsi e sfruttati al Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia Online della Polizia Postale di Roma, che ha interessato i colleghi del capoluogo etneo. Da lì è cominciata l'indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Catania a tutela dei minori e delle fasce deboli. Si partiva da un italiano che conservava nella memoria immagini e video di pornografia minorile. Le successive investigazioni hanno consentito l'identificazione del collaboratore scolastico. A Ragusa, condannata a 3 anni e 3 mesi, una donna originaria di Modica accusata di abbandono del figlio appena nato. La vicenda risale al 2020. Sentiamo il servizio di Veronica Barbarina. Condannata a 3 anni e 3 mesi di reclusione, la donna modicana di 46 anni accusata di abbandono del figlio appena nato. Era il 4 novembre del 2020 quando la donna, dopo aver partorito in casa a Modica, consegnava il bambino al padre naturale, morto 2 anni fa, con il quale aveva una relazione extraconiugale. L'uomo ne simulò l'abbandono e il ritrovamento a Ragusa accanto a un cassonetto della spazzatura, proprio di fronte al suo negozio. Il neonato fu trovato avvolto in una copertina all'interno di un sacco per la spesa con il cordone ombelicale non tagliato. Una volta soccorso, gli venne dato il nome Vittorio Fortunato, come augurio per una vita iniziata tra grandi difficoltà. A 20 giorni dal ritrovamento, il bambino, che oggi ha 5 anni, è stato affidato a una famiglia fuori provincia. Ma la battaglia legale per il suo futuro non è ancora conclusa. Il piccolo è stato dichiarato adottabile, ma la madre naturale ha presentato appello per richiedere che le venga restituito. La decisione sarà esaminata il 18 marzo. Un nuovo test mai ascoltato dagli investigatori potrebbe invece riaprire il caso di Denise Pipitone, scomparsa a Mazzara del Vallo nel 2004. Intanto continua la raccolta firme per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta su questa vicenda. Laura Spanò.
A più di 20 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la storia della bambina sparita il 1 settembre 2004 a Mazara torna in primo piano grazie a un testimone inedito residente a Milano, mai ascoltato dagli inquirenti e scoperto dalla criminologa Antonella Delfino Pesce, che assiste da tempo Tony Pipitone, padre legale di Denise. La stessa ha presentato un'istanza formale e urgente alla Procura di Marsala per un incontro per depositare una relazione con elementi assolutamente dirimenti. Un testimone ritenuto affidabile che avrebbe fornito dettagli cruciali che, se trovassero riscontro, aprirebbero una pista d'indagine finora inesplorata. Non è la prima volta che la difesa di Tony Pipitone tenta di riaprire il fascicolo. Oggi il quadro sembra mutato. La speranza di Tony Pipitone e della moglie Marisa Alagna non si è mai spenta. Continuano infatti a raccogliere firme per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Denise. Noi non ci fermeremo mai, non ci arrenderemo mai. Anche giustamente come fa a fermarsi un genitore davanti alla scomparsa del proprio figlio. Denise merita verità e giustizia, ma è la bambina che ama tutta l'Italia. Mobilitazione anche a Palermo contro lo sfruttamento dei rider. I sindacati vogliono tutele e contratti per tanti lavoratori del settore del delivery. Sentiamo Marco Gullà. Da Roma a Napoli, da Milano a Palermo, oggi i rider sono scesi in oltre 30 piazze italiane con una mobilitazione nazionale promossa dalla CGIL. Qui siamo nel capoluogo siciliano. L'inchiesta della Procura di Milano conferma infatti ciò che i sindacati denunciano da anni nelle piazze e nei tribunali: lo sfruttamento dei rider. Quello che è uscito fuori è ovviamente un'indagine a livello penale su caporalato digitale, per quello che Glovo continua a fare con i rider, cioè un lavoro sfruttato, un lavoro che di autonomo non ha praticamente nulla, ma rispetto a tutte le indagini fatte anche dal punto di vista dei ricorsi fatti anche individualmente, dalle indagini fatte e dalle sentenze uscite, i lavoratori rider sono sempre stati considerati come minimo lavoratori organizzati. L'obiettivo è superare l'attuale modello di sfruttamento e garantire a tutti i rider stabilità occupazionale e salari adeguati. Abbiamo già una direttiva europea che indirizza verso queste ulteriori tutele. Noi, nel caso in cui appunto si dovesse stabilire la subordinazione da estendere a tutti i rider, sosteniamo che venga applicato il contratto della logistica, che è il contratto che abbiamo noi rider di Just Eat. Un'altra tappa di una battaglia ormai che va avanti da anni. Di sfruttamento del lavoro e di approfittamento del bisogno delle persone. Scoppia un caso alla Biennale di Venezia. Il ministro Giuli si scontra con il presidente Pietrangelo Buttafuoco, che ad Acireale, ai nostri microfoni, dice: non facciamo scherzetti. Le proteste nascono dalla presenza del padiglione della Russia all'esposizione. Sentiamo Luca Ciliberti. Scoppia un caso diplomatico alla Biennale di Venezia. Il governo di Kiev non accetta la partecipazione della Federazione Russa alla 61esima esposizione d'arte. Così la vice premier e ministra della cultura ucraina chiede al nostro ministro Giuli di intervenire. Il titolare della cultura, in aperto contrasto con il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista siciliano, esprime il suo dissenso ricordando che la Biennale ha preso la decisione in completa autonomia e valuta adesso l'invio degli ispettori, di fatto isolando lo stesso Buttafuoco, che dal canto suo sceglie la linea del silenzio, tira dritto e anzi sembra che si sarebbe pure consultato con alti esponenti del governo per chiarire del tutto il senso della sua scelta. Ho un ruolo istituzionale, quindi non facciamo scherzetti, non si ruba a casa del ladro. La Russia tornerebbe alla Biennale dopo 4 anni di chiusura dovute all'invasione dell'Ucraina, scatenando così diverse reazioni. Buttafuoco difende le sue scelte spiegando che l'esposizione aprirà dal 9 maggio al 22 novembre e parteciperanno tutti i paesi in guerra, enfatizzando così l'autonomia dell'istituzione e rifiutando le censure politiche. Noi sappiamo perfettamente che vige una regola, che è quella della fisica: dove c'è un vuoto arriva un pieno. E ovviamente dal nostro punto di vista, che è il deserto, vediamo spegnersi tutto, ma in altri orizzonti, in altri destini, tutto invece è vivificante e forte. Ma il caso sembra tutt'altro che chiuso. Tra battaglie legali e suicidi assistiti, il fine vita continua ad essere una questione etica e giuridica. Se ne è parlato a Catania in un convegno organizzato dall'AIAF. C'era per noi Tonino De Mano.
E Luana Englaro, Pier Giorgio Welby, DJ Fabo in Italia, le sorelle Kessler in Germania. Tra battaglie legali e suicidi assistiti, il fine vita continua ad essere una questione etica e giuridica e come tale suscita interesse per la tutela del diritto alla vita, alla salute e alla dignità. Se ne è parlato a Catania in occasione del convegno organizzato da AIAF Sicilia, sezione di Catania, e moderato da Michele Cucuzza. L'AIAF ha voluto attenzionare una questione molto importante, una questione anche molto dibattuta, oggetto di critiche. È bene chiedersi, in un paese come il nostro, che è un paese civile, democratico, ma anche prettamente cattolico, se sia giusto che il diritto all'autodeterminazione della persona, ovviamente in una situazione molto delicata, sia un diritto inviolabile oppure no. In Italia il fine vita è regolato da leggi e sentenze che tutelano l'autodeterminazione del paziente, consentendo il rifiuto dei trattamenti sanitari e in specifiche condizioni il suicidio medicalmente assistito. Resta illegale l'eutanasia attiva, nonostante i passi in avanti. Bisogna fare i conti però con un persistente vuoto normativo. È una problematica molto importante perché si dà rilievo e ampia espressione al diritto di autodeterminazione del paziente in materia di trattamento di fine vita. Sono consentite le date previste dalla legge proprio del 2017, ma ancora manca una disciplina organica. Dignità, rispetto, possibilità di scegliere e libertà nel farlo. Il dibattito per garantire una morte dignitosa, amorevole e confortevole è ancora aperto. Erice ha reso l'ultimo saluto al fisico Antonino Zichichi, morto a Roma a febbraio. Al Duomo la celebrazione e poi l'intitolazione allo scienziato della Piazza Loggia, cuore pulsante del borgo. Laura Spanò. Erice ieri si è ritrovata nel Real Duomo per dare l'ultimo saluto terreno al professore Antonino Zichichi, lo scienziato trapanese scomparso il 9 febbraio scorso. Erice non è una scelta casuale, qui sarà tumulato assieme alla moglie ed è in questa città che il professore Zichichi 63 anni fa ha fondato il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, diventato negli anni punto di riferimento per fisici e scienziati internazionali grazie ai convegni e seminari sulle emergenze planetarie frequentati da premi Nobel. La celebrazione liturgica in suffragio, officiata dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, è stata accompagnata dall'ensemble del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Non era solo di altissimo livello la sua conoscenza scientifica, era anche di particolare efficacia la sua competenza nel trasmettere a ogni tipo di pubblico. Oggi molti lo ricordano anche da questo punto di vista. Presenti i familiari, le principali autorità del territorio e i figli, Cosimo, Lorenzo e Fabrizio. Nelle sue parole il ricordo del padre. Cosa perde l'umanità senza Zichichi? L'umanità non perde, ma non perde nulla se tutto quello che sono stati i suoi insegnamenti verranno continuanti ad essere propagandati e portati avanti da tutte le altre persone a cui lui faceva riferimento. A seguire la cerimonia di intitolazione di Piazza della Loggia ad Antonino Zichichi, con la scopertura della nuova targa che lo dedica ufficialmente al fisico, un atto d'affetto della città nei confronti dello scienziato che ha portato Erice nel mondo e il mondo ad Erice, come ha ribadito il sindaco Daniela Toscano. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio. Partiremo dalle partite di oggi. Sono scesi in campo sia il Palermo che il Siracusa in Serie C. Entrambe le squadre hanno perso. Vi diciamo tutto tra pochissimo, vi aspettiamo. Bentornati, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B, sconfitta pesante per il Palermo. I rosanero questo pomeriggio sono stati piegati 3-0 dalla Monza allo U-Power Stadium. In virtù di questo risultato il Palermo si allontana dalla zona della promozione diretta, adesso distante 6 punti. I gol portano la firma di Petagna, Ciurria e Colombo. E adesso invece parliamo della Serie C per il Siracusa, KO a Latina. Tardiva la reazione degli azzurri che sotto di 2 reti nel primo tempo reagiscono soltanto nel finale accorciando le distanze e quindi finisce 2-1 per i laziali e rincorsa alla salvezza che si complica. Sentiamo tutto nel servizio di Marco Petrolito.
Il Siracusa si sveglia tardi e subisce un'inevitabile quanto bruciante sconfitta. Al Francione di Latina finisce 2-1 per i laziali, gara che si decide già nel primo tempo con 2 reti dei padroni di casa, mentre agli azzurri non basta il gol nel finale di sbaffo. Il risultato si sblocca al quarto d'ora, corner battuto da Tomasello, colpo di testa di Parigi respinto da Farroni sulla linea, sulla ribattuta arriva Parodi che insacca da pochi passi per l'1-0 del Latina. Il Siracusa reagisce, minuto 26, Bonacchi che colpisce di testa ma Mastrantonio salva con un intervento decisivo. Alla mezz'ora arriva il raddoppio dei nerazzurri, Farroni esce in ritardo su Cioffi in aria e l'arbitro concede il rigore, dal dischetto Parigi non sbaglia e firma il 2-0. Nella ripresa Latina sfiora il triste al 55esimo con Cioffi che calcia alto dopo un rinvio corto della difesa azzurra. Al 63esimo ancora Cioffi pericoloso in contropiede ma il suo tiro termina alto. Gli azzurri provano a riaprire la partita al 70esimo, Bonacchi ha sulla testa il pallone del 2-1 ma manda incredibilmente alto da pochi passi. Il gol degli Aretusei però arriva all'87esimo, preciso cross di Valente e colpo di testa vincente di sbaffo che accorcia le distanze. Il Siracusa prova l'assalto finale, l'ultima occasione al 94esimo c'è il Valente che calcia dal limite ma non trova la porta. Latina che conquista 3 punti preziosi in chiave salvezza, mentre Siracusa interrompe la serie positiva che durava da 3 partite e torna a mani vuote dalla trasferta laziale. Domani invece sarà la volta della Catania che giocherà in casa dell'Altamura, match crocevia per la squadra che vuole ritrovare convinzione ma anche per l'allenatore toscano che in Puglia si gioca tanto. Marco Carli. Crocevia Altamura per il Catania, per Toscano, per la stagione. In Puglia contro la squadra di Mangia che insegue una posizione playoff bisogna dimostrare che il Catania c'è, che la batosta psicologica rimediata dalla consapevolezza di non poter più lottare per il primato è stata assorbita ed è emersa la voglia di giocarsi tutto nella seconda chance, quella degli spareggi promozione, dopo aver chiuso al meglio la stagione regolare. Condizione psicofisica fondamentale, lo ripete anche Toscano che in Puglia si gioca tanto per il suo futuro in panchina e che nella mattinata, prima della partenza, ha affidato le sue parole ai canali del club. Il nostro obiettivo è crescere anche dal punto di vista della condizione, della consapevolezza e della fiducia. Devi affrontare queste partite con la testa da dentro fuori, crescere dal punto di vista della condizione e mettere tutto l'organico allo stesso livello e arrivare nelle migliori condizioni nel momento giusto. Non ci sono Rolfini e Forte, Toscano ha Lunetta e Caturano da alternare nel ruolo di attaccante. Sugli esterni si valuta l'alternativa Ponsi, eventualmente per Donnarumma, Quaini torna in mezzo con Di Tacchio. In difesa Celli dovrebbe riprendere il posto dal primo minuto. Trasferta aperta, i supporter etnei con tessera del tifoso da Catania ne arriveranno circa 200. Altamura Catania sarà trasmessa in diretta da Telecolor, primi collegamenti a partire dalle 13:30, poi la telecronaca in esclusiva in chiaro, infine le interviste ai protagonisti del match. E trasferta domani anche per il Trapani che incontrerà il Picerno nello scontro diretto con 8 punti a separare le due squadre. Granata penultimi è in piena crisi dopo 7 sconfitte nelle ultime 8 giornate. Ci dice tutto Sergio Colosi. Futuro sempre più complicato per il Trapani, che domani in uno scontro diretto affronta in trasferta il Picerno. Sono 8 i punti di differenza tra le due squadre. Granata non esclusi dal campionato, ma scivolati al penultimo posto, con un altro processo fissato al 26 marzo. Si attende una reazione positiva sul campo, dove si registra una crisi senza fine, 7 sconfitte in 8 giornate. Il Picerno, che non vince dal 14 febbraio, 3-1 al Crotone, l'ultimo giustiziere a domicilio del Trapani, nell'ultimo turno ha perso a Cava, ottenendo 2 pari in 4 gare, risultati che hanno portato all'esonero di Bertotto e al ritorno in panchina di De Luca, possibile esordio dell'ultimo acquisto, l'esterno offensivo Balla, scelto da Antonini per portare motivazioni ad uno spogliatoio che sembra essersi arreso. Tra gli infortunati, oltre al solito Ciuferric e Vasquez. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Bentornati in studio, sono 141 i comuni italiani premiati oggi a Roma con il riconoscimento comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. 11 comuni hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle 3 tartarughe, tra questi c'è anche il comune del catanese Camporotondo Etneo. E con questa buona notizia noi chiudiamo
questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.